Approfitto di fare qui anche una mini discussione generale sul disegno di legge che ovviamente noi appoggeremo, così come abbiamo già sostenuto in Commissione, perché ovviamente comunque sia, anche se è passato senza alcuna discussione generale prima, è diciamo, un disegno definito urgente, definito straordinario, definito una tantum e noi ci auguriamo anche che possa essere così. Dubitiamo, visto quello che è successo in tutti gli anni, nel senso che ovviamente non dipende da noi come Regione Friuli-Venezia Giulia, ma siamo nelle mani di enti nazionali a questo punto, che tanti problemi hanno creato agli agricoltori della nostra regione, tanto da vederci oggi qui in aula a cercare di risolvere un problema, perché poi qui noi ovviamente non andremo a risolvere del tutto il problema della mancanza di fondi da destinare a persone che li aspettano da 2 anni ormai. E quindi era giusto, secondo me, dire anche alcune cose su questo provvedimento, perché appunto va bene, apprezziamo anche l'atto, se vogliamo chiamarlo di coraggio, della Giunta regionale a portare un tema del genere all'attenzione anche del governo e delle istituzioni nazionali, ma c'è un passaggio che in Commissione forse non avevamo neanche sottolineato più di tanto, che è quello relativo al fatto che di questi fondi comunitari una parte è nostra. Una parte dell'intera programmazione, quando li chiamiamo fondi comunitari, eccetera, sono fondi regionali. Per cui noi oggi ci ritroviamo non solo ad aver già pagato la compartecipazione, diciamo così, del programma europeo, in più ci ritroviamo a anticipare soldi che abbiamo già dato allo Stato e che speriamo che lo Stato ci dia entro l'anno. Dico speriamo perché poi giustamente ci auguriamo anche che questo possa portare un po' a una qualche accelerazione di quelle che sono le procedure di pagamento, ma lo scriviamo in norma. E questo perché? Perché senza se, noi in norma abbiamo scritto che comunque queste anticipazioni finanziarie devono essere restituite dagli agricoltori entro il 31 dicembre 2017. Per cui facciamo atto di fede? Allora già ovviamente c'era anche un'altra cosa, adesso non so se rimarrà, beh sì, rimane perché con l'articolo 1 l'abbiamo anche già votato. Ovviamente noi diciamo che per ottenere le anticipazioni finanziarie sono presentate le domande dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 maggio 2017. Allora anche qua io ho un'esperienza di un'altra misura che abbiamo approvato in questa aula e che ci vede, diciamo così, come amministrazione regionale in costante ritardo nell'erogazione, e anche lì adesso ci siamo affidati a chiamiamolo ente pagatore nazionale, che è l'INPS, mi sto riferendo al sostegno al reddito, e io lì ho avuto, diciamo, una esperienza non proprio simpatica, quando nelle modifiche che abbiamo approvato in assestamento di bilancio l'anno scorso c'era appunto questo allineamento con la misura del SIA e tra virgolette mi sono accorto che chi faceva domanda da settembre, così come veniva richiesto dagli assistenti sociali, in poi ha dovuto comunque aspettare il termine previsto dal regolamento, il termine per presentare le domande, prima di potersi vedere riconosciuto, in questo caso sarebbe l'anticipazione, in quel caso sarebbe la misura di sostegno al reddito. E allora non so se qua succederà lo stesso, ma se noi dobbiamo aspettare il 31 maggio 2017 per definire i beneficiari di queste anticipazioni e poi ovviamente erogarli e poi aspettare il sistema bancario e poi non so se probabilmente arriviamo in autunno per poi ritornare tutto il 31 dicembre 2017. Tutto questo
come dicevo prima, perché siamo nelle mani di Agea, non di Dio, e dei suoi costanti ritardi, dei suoi commissariamenti e quant'altro. Allora è chiaro che noi ci auguriamo che ci siano sicuramente delle aziende che possano avere diciamo dei vantaggi da questa norma, che possano svolgere le proprie attività nel migliore dei modi, così come avrebbero dovuto fare già da 2 anni. Arrivo al nostro emendamento spiegandone solo la ragione, ovvero noi all'articolo 2 anche qui interveniamo a in qualche modo aiutare o semplificare tutte le aziende che hanno fatto delle domande per il sostegno, così come è stato definito anche nell'articolato, nell'ambito del PSR, però appunto nell'articolato noi diciamo che andiamo a aiutare tutte le aziende che hanno presentato una domanda. Allora è chiaro che poi capiamo la norma, sicuramente probabilmente anche l'assessore interverrà su questo, però un conto è presentare una domanda, un conto è essere beneficiario dei contributi, perché non è ovviamente sempre così scontato, e allora volevamo in qualche modo porre l'attenzione su questo affinché ovviamente l'agevolazione in qualche modo del credito non venga data solo anche alle aziende che presentano una mera domanda senza poi vedere l'esito della stessa. Io non so se con la formula individuata ovviamente in velocità, come tutta la norma è stata presentata in velocità, possa risolvere questo problema, ma quantomeno, qualora così non fosse, riteniamo che nella convenzione che si andrà a firmare con il sistema bancario si possa tenere in considerazione ovviamente anche di questo aspetto, e che quindi non basterà la mera semplice domanda e presentazione di domanda, ma si vada ad aiutare chi in qualche modo poi rientra nelle graduatorie del PSR.